Come di consueto al venerdì, nella nostra ultima edizione in diretta, apriamo la pagina culturale, in particolare per parlare di un terzo volume che si aggiunge ai due precedenti a comporre la nuova edizione dei cosiddetti Leoni di San Marco, presentata a Venezia. Un terzo volume si aggiunge ai primi due, pubblicati nel 2001. Una nuova veste ed ecco pronta la riedizione aggiornata dei Leoni di San Marco, curata da Alberto Rizzi, studioso che ha girato con grande attenzione tutto il territorio che fu sotto il dominio della Repubblica Veneta, alla ricerca dei leoni marciani in tutte le loro forme, le varie tipologie, i diversi materiali con cui sono stati costruiti, come e dove sono stati dipinti. Con l'aggiunta del terzo tomo la schedatura si è arricchita di circa il 30% di realizzazioni che vanno a rendere più completa questa opera enciclopedica. Rappresenta la storia del Veneto, il Veneto della Serenissima nel mondo, quindi ci rende attuale quello che siamo stati, in qualche modo ci proietta nel futuro, perché questo simbolo che in noi è nella bandiera del Veneto, nella bandiera della regione, in qualche modo ci mostra quanto il Veneto ha dato al mondo e quando in qualche modo la forza di Veneti nasce da questa storia. Ed ora alcuni appuntamenti. Parte il 7 dicembre una montagna di libri, cioè oggi è partita questa rassegna di incontri